raduno triveneto da record. Vittorio Veneto dal 15 al 17 giugno ha vissuto con le penne nere una 3 giorni di festa indimenticabile. Con gli alpini la ricaduta sul territorio è stata di oltre 3 milioni di euro. Non solo, ma sono state realizzate e sistemate opere infrastrutturali in 11 comuni. Sono solo alcuni dei dati inseriti nella relazione che il presidente della sezione Francesco Introvigna ha inviato alla Regione Veneto, partner istituzionale di primo livello per l'organizzazione. Aprite il vostro cuore perché arriva la sezione di Vittorio Veneto! Un raduno memorabile che ha visto una presenza in 3 giorni di almeno 160.000 penne nere, una vera adunata nazionale in miniatura con un'organizzazione meticolosa che non ha presentato crepe e criticità. Nelle valutazioni di impatto socio-economico, secondo il presidente, il raduno ha avuto un effetto travolgente sulla città di Vittorio Veneto. Nei 3 giorni la città ha cambiato volto, condividendo un clima di euforia collettiva in cui è prevalsa l'allegria ed il senso di accoglienza e benevolenza, uno spettacolo che rimarrà impresso nella mente dei cittadini. Questa volta i vittoriesi hanno risposto e sono tutti con noi. È una grande gioia, è una grande gioia. I dati parlano chiaro, un percorso di 2100 metri, la sfilata durata oltre 3 ore e mezza ed un muro senza fine di penne nere, stimate in 30.000, tra 2 ali di folla mai viste prima. Non solo, l'evento ha determinato tra gli effetti un incremento dei consumi con ricadute sui livelli occupazionali attraverso l'attivazione di nuovi impieghi temporanei. L'impatto economico è risultato rilevante sui principali settori produttivi che hanno beneficiato delle ricadute sul territorio. A chiudere la sfilata, l'emozione dei 100 bimbi delle scuole materni con lo striscione ed il messaggio: voi ieri ed oggi, noi per un futuro di pace. Questi frutti della nostra vita, della nostra umanità,